ti diamo quello che tu vuoi, ma ricordati anche di noi quando noi dobbiamo esportare. Questo è un po' il messaggio. Lo fa come una battuta l'assessore regionale al commercio estero Federico Caner, ma raccoglie l'invito degli Stati Uniti che stanno cercando uova da importare da tutto il mondo. Noi potremmo esserci ora, tu America, ricordati dopo dei dazi. Il Veneto, se fosse uno Stato, sarebbe il quarto esportatore mondiale di vino e per noi il mercato americano è fondamentale. Pensiamo a tutto il nostro Pinot Grigio, che va quasi tutto lì, e nel mercato inglese, o lo stesso Prosecco. Quindi questo dimostra cosa? Dimostra che ormai i mercati sono interconnessi tra loro, e quindi il tema dei dazi, io capisco che venga ammesso, viene trattato, diciamo, per elevare quella che poi è una contrattazione che tra gli stati avviene, però insomma la dimostrazione delle uova è emblematica. Solo il 3% della produzione veneta di uova è legato alle esportazioni. Per gli agricoltori è difficile riuscire ad incrementarla per esportare di più, anche se in una logica di scambi è possibile cercare un accordo. Più del 98% è autoapprovvigionamento e quindi serve a noi in Italia per la produzione appunto di dolci, ma non solo, per la produzione chiaramente l'utilizzo totale delle uova, e quindi noi non abbiamo oggi la necessità specifica dell'esportazione, però la valutazione va fatta in maniera globale con i prodotti agroalimentari, quindi i dazi portano sicuramente a una limitazione su tutto quanto questo, e quindi su questo la preoccupazione è molto alta. La scarsità di uova negli Stati Uniti è legata ad un veloce diffondersi dell'influenza aviaria che ha decimato la produzione. Anche il nostro territorio ha subito la malattia, ma molto è stato fatto da parte dei produttori per la biosicurezza degli allevamenti. Oggi vi è da fare un ulteriore passo in avanti, che potrebbe essere anche la possibilità, ma questo il Ministero della Salute e il Ministero anche dell'Agricoltura valuteranno in maniera importante, che è l'introduzione dei vaccini.